Buonasera, bentrovati. Il sindaco risponde tutti i martedì sera dalle ore 19:30 alle ore 20:30, 2 settimane ma sostituito Dennis e lo ringrazio. Ci ritorniamo, quindi da questa sera ritorno a fare questa trasmissione con il sindaco risponde, che lo saluto. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a lei e a tutti voi. Allora, cerco di semplificare e di accelerare i tempi perché abbiamo molte telefonate della settimana scorsa che non sono state esaurite, quindi l'Elisabetta che in redazione chiamerà appunto i cittadini padovani che hanno chiamato, abbiamo molte email da leggere, abbiamo molte cose. Vi ricordo il numero per interagire con noi: 049 80 777 53 per telefonare in diretta, dove risponderà Elisabetta e vi richiamerà. Ovviamente chiediamo scusa per coloro che non potranno entrare in trasmissione, ma lo faremo eventualmente la settimana prossima. 345 334 1171 per i messaggi. Il sindaco risponde @gruppotv7.com per mandare l'email durante la settimana. Prima però di presentare tutto quello che dobbiamo presentare, sindaco, oggi c'è stato il 150esimo anno della fondazione del Corpo di Polizia, ma la cosa che vorrei prima di tutto fare un ragionamento prima delle telefonate di messaggi, che oggi si è riunito il COSP, che è il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con i direttori generali di RUS 6 e l'azienda ospedaliera, che hanno sottolineato l'incremento dei positivi nell'ultimo mese. Di conseguenza il prefetto ha esteso a Piazza Garibaldi e a via Umberto I le aree temporaneamente interdette ai cortei dei Green Pass, scusatemi. Il sindaco è pronto anche a firmare l'ordinanza, che l'ha firmata e che andrà in onda ovviamente sull'utilizzo delle mascherine già da questa settimana. E allora, visto che abbiamo il sindaco, chiedo con che modalità e con che tempistiche si dovranno usare le mascherine a Padova. Se allora mettiamo in video il sindaco, chiedo alla regia così, perché è una risposta importante. È un problema sanitario. Io sono responsabile della salute delle persone della nostra comunità, per cui da venerdì di questa settimana l'ordinanza sarà firmata giovedì, è abbastanza lunga e in più serve anche fare locandine, informare le persone. Qui da venerdì sarà obbligatorio, come ordinanza del sindaco, ordinanza sotto l'aspetto sanitario, portare mascherine anche all'aperto, non più nei locali chiusi come prima. Questa ordinanza parte da venerdì e vale per tutto l'arco delle mura del 300, parlo del centro storico in definitiva, mura del 300, abbastanza limitato. Dove vuoi spiegare quali sono, perché tanti le mura, vuol dire il centro storico essenzialmente. Cioè, quanto la valle comprende questo? No, non è compreso, per cui all'interno del centro storico, proprio nel senso stretto del termine, perché così è controllabile la faccenda. Perché abbiamo fatto questo? Primo, il dottor Fortuna e il dottor Dabeng sono direttore dell'azienda ospedaliera e per quanto riguarda dell'US, ci ha dato dei dati che sono preoccupanti. Nel giro di un mese sono quintuplicati i infettati, i Covid-19, per cui è veramente un problema. Quintuplicati, cioè in un mese. Se tanto mi dà tanto, rischiamo veramente di trovarsi in difficoltà, se sotto l'aspetto ospedaliero, che vuol dire che chi viene ricoverato per Covid vuol dire che significa che le operazioni, tutta l'ordinaria amministrazione, ordinaria operatività dell'ospedale a questo punto passa in secondo piano, il che vuol dire veramente problemi, non sotto l'aspetto oncologico, ma tutto il resto viene spostato. Vuol dire, di conseguenza l'ordinanza partirà da venerdì e sarà sotto l'aspetto sanitario. Dopo il prefetto ovviamente farà le sue ordinanze, che oggi ha anticipato, però dipende da lui e da quest'ora ovviamente il discorso della sicurezza. Per me è veramente importante pensare alla salute. Quindi parte da venerdì e durata? Fino al 31/12, 24 ore al giorno, fino al 31 dicembre, fino a fine anno. E sarà sempre obbligatorio portare le mascherine. C'è una sanzione, voglio essere chiaro, di 400 euro per chi non la porta. Sindaco, da venerdì. Da venerdì. Centro a Padova, da venerdì mattina, dunque da venerdì, dalla mezzanotte di giovedì o dalla mezzanotte di venerdì? Dalle ore 00 di venerdì. Per cui. Allora, dalle 00 di venerdì, come avete sentito, il sindaco farà un'ordinanza dove saranno obbligatorie le mascherine in centro storico a Padova, dunque praticamente Piazza delle Erbe, Piazza della Frutta, il Listone e tutte quelle zone lì, sarà obbligatorio portare la mascherina, onde
onde e quindi dovete metterle onde evitare anche, oltre alla salute... Sabato, domenica, ho modo di girare per il centro, di vedere se era... Da una parte sono contento, era pieno di gente, strapieno, però questo vuol dire anche trasmettere i virus, per cui penso sia mia responsabilità badare alla salute dei cittadini. Non voglio creare problemi, però la salute dei cittadini è una mia responsabilità, di conseguenza invito tutti a tenere distanze, a portare mascherina, non più solo manifestazione, per sempre fino a fine dell'anno. Veramente mi ha impressionato moltissimo, tutti noi, prefetto, questore, forza dell'ordine, sentire il dottor Fortuna che dice attenzione, in un mese sono quintuplicate, 5 volte tanto i contagi. Andiamo a un rischio veramente importante. E chiaramente, vi dico un'altra cosa, la curva di mortalità si è molto abbassata, non siamo più come una volta, merito i vaccini, non merito di qualcosa, merito i vaccini e se stiamo attenti ai contagi, ai contatto con le persone, igiene personale, bisogna stare attenti, è l'unico modo, al di là delle ordinanze, bisogna che ognuno di noi sia responsabile nei confronti di se stesso, degli altri, dei propri familiari. Veramente è una cosa importante, non sono l'unico che ha fatto queste ordinanze, sono anche altri sindaci e stasera con la conferenza dei sindaci ho chiesto anche se anche i miei colleghi dei paesi limitrofi fanno questo, penso che sia veramente importante. La salute è importante, il lavoro è importante, il rispetto, tutto è importante, però la salute è una cosa vitale. Assolutamente, Sindaco, poi tra l'altro ovviamente questa ordinanza verrà pubblicata ovviamente in tutti i giornali, in tutti i quotidiani, nella stampa, nelle televisioni, quindi la riproporremo ovviamente fino a giovedì sera in modo tale che la gente sia preparata, che sa che... Ovviamente da parte nostra sarà anche indicazione sulle locandine, cartellonistica, cerchiamo di informare più gente possibile, non vogliamo essere repressivi, badiamo alla salute. Perfetto, allora Sindaco inizio già con le email che sono arrivate in settimana, sono due uguali, io le leggo. Buonasera, sono un residente del quartiere Stanga, vorrei sapere a che punto è il progetto che prevede l'installazione delle barriere fonoassorbenti lungo i binari di via Friburgo, essendo previsto a breve il raddoppio degli stessi, il che comporterà il doppio del traffico ferroviario già fortemente incrementato. Sono anni che viene portata avanti questa storia che sembra essere risolta con la Giunta Giordani ed invece ad oggi siamo ritornati al punto di partenza. Quale futuro per gli abitanti del quartiere? Solo negozi? E lo stesso argomento un altro telespettatore dice: buonasera, volevo notizie sui tempi di attuazione delle barriere di via Friburgo Lato Stanga già deliberate. Allora, rispondo anche se l'anno scorso ho risposto, però volentieri ancora una volta. Allora, prima non c'era raddoppio di binari, non c'è assolutamente raddoppio di binari, c'è il binario singolo che va all'interporto. Secondo, è già approvato il discorso economico delle barriere. Ci sono due modi di vedere le cose. Allora, per installare le barriere bisogna anche tagliare degli alberi. C'è persone, cittadini che lo vogliono, cittadini che lo vogliono. In conseguenza le barriere saranno messe, 100%. Troviamo un modo più giusto per accontentare anche chi non vuole che si tagli gli alberi. Per cui l'assessore Michalizzi vice sindaco, sta trovando una modalità per intervenire mettendo la barriera senza tagliare alberi possibilmente, per cui verrà fatto sicuramente via Friburgo, per cui questo è sicuro, è già finanziato, non c'è problema. Ma quando? È già finanziato, vuol dire che stanno già cominciando quasi i lavori, ho dovuto non dire fermare, ripensate un attimo al progetto in modo tale che sia ben visto da tutti quanti. Le chiedo, Sindaco, davvero un po' rapidità, non perché è tutto esaustivo, no, perché abbiamo tante, così soddisfiamo più telespettatori possibili. Buonasera, io abito in via Lidia Bianchi 11 e volevo sapere quando verranno sistemate le strade che sono in condizioni pietose. Ogni lavoro che viene fatto vengono danneggiate tutte le vie. Allora, non so se questo problema è stato causato dalla fibra. Moltissime aziende stanno installando fibra e di conseguenza spesso volentieri non vengono fatti bene i lavori di ripristino. Via Libia ovviamente non lo so, mi informo, se ripeto, mi sono stati messi veramente tanti soldi, se non sbaglio 5 milioni di euro per quanto riguarda asfaltature e marciapiedi, in più altri 5 milioni per illuminazione, per cui col famoso tesoretto di 39 milioni verrà rifatte veramente moltissime strade, asfaltate moltissime strade e marciapiedi. Via Libia mi informo esattamente, dopo risponderò tramite il segreteria. Via Lidia Bianchi.
Bene, Sindaco, poi c'è il mittente Franco Mastrilli che ci manda un'email, che abbiamo anche la foto, la regia adesso la manderà in onda. Buonasera Sindaco, segnalo il posizionamento estremamente pericoloso di cassonetti e campane del vento proprio prima dell'attraversamento pedonale in via Pio X, in prossimità della passerella Goito. Chiedo anche se è possibile posare la nuova passerella Goito, l'attuale per ragioni di sicurezza deve essere sostituita, non durante il periodo di apertura delle scuole. La passerella è fondamentale per evitare spostamenti in auto ed è molto utilizzata da studenti, docenti e genitori che accompagnano i figli a scuola o all'asilo. Ultima domanda alla quale l'assessore Chiara Galani non ha saputo rispondere: è possibile sapere perché i bidoni dell'umido abito in Sacra Famiglia davanti alla fornace Carota sono gli unici bidoni cassonetti che non hanno un'apertura a pedale? Per buttare la spazzatura bisogna indossare i guanti per la situazione assolutamente anti-igienica, oltre alle difficoltà di aprire il bidone se nell'altra mano hai una borsa, e l'operazione spesso va ripetuta più volte di seguito finché non si trova il bidone non pieno. I bidoni dell'umido sono piccoli perché di solito i rifiuti umidi sono piccole quantità, di conseguenza non è fattibile mettere il classico cassonetto. È vero, bisogna fare un'operazione manuale, per cui è un po' delicata, però è così, non possiamo mettere un cassonetto. E se l'altro problema dico, ma quanti cassonetti mettiamo? Stiamo ragionando con ERA, che è l'azienda deputata a risolvere il problema delle immondizie e similari, per trovare degli accorgimenti operativi più validi. Per quanto riguarda il ponte via Goito, il passerella, stanno, se non sbaglio, l'hanno sistemata parzialmente e dopo è in progetto di rifacimento completo del passerella. Deve essere sostituita, dice Però anche questo voglio essere più preciso, se non sbaglio proprio così. Bene, allora dico un'altra email di Michele Penzo, dice: sono Michele Penzo, vivo a Volta Baroccio, ho due domande per il Sindaco Giordani. La prima: vi sono molti edifici in centro, sulla piazza della frutta, la cui facciata è in pessime condizioni, non degne di una città che deve mostrarsi attrattiva dopo il riconoscimento del secondo sito UNESCO. L'amministrazione comunale ha dei piani per migliorare l'aspetto? Poi nella seconda invece dice: nel mio quartiere invece manca da diverso tempo uno sportello per il bancomat. Ci sarà qualche azione per incentivare l'apertura di una filiale? Volevo citare anche le migliorie da apportare sotto il salone nei palazzi di volte verso Piazza delle Erbe. Allora, per quanto riguarda il problema delle facciate, allora, se è proprietà comunale si può fare, lo facciamo. Se è proprietà privata non possiamo farlo, nel senso sarebbe un danno erariale. Io ce l'ho a morte quelle scritte anche, ma non riesco a risolvere il problema. Mi spiego. Dove qualche ragazzo scrive la sera di notte qualcosa anche spesso volentieri non piacevole, se è un palazzo, se è offensivo possiamo intervenire. Se per caso non è offensivo e sono scritte solo che devono deturpare il palazzo, se di proprietà dell'amministrazione comunale si può fare. Se è privato non possiamo fare nulla, deve fare il privato. Il comune può insomma, richiamare l'attenzione dei proprietari? Certo, viene fatto spessissimo, però viene lasciato al libero, alla libertà del privato che può farlo, ma non possiamo farlo, se no con i soldi pubblici vuol dire sistemare cose private, non è possibile. Ma non c'è la possibilità, Sindaco, di beccare qualcuno che comincia a pitturare questi muri? Certo, li prendiamo anche con le telecamere, capita spesso e volentieri, però vi ricordo un'altra cosa, che se per caso è un edificio pubblico ed è protetto dalla sovrintendenza, bisogna fare un altro piano, perché bisogna ovviamente rispettare il palazzo, giustamente, e diventa molto lunga la faccenda. Certo, abbiamo una telefonata, sentiamo che abbiamo Lino. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Buonasera, sono Roberta. Da dove chiama signora Roberta? Guardi, sono molto sintetica perché so che avevi parecchie telefonate. Sì, ma da dove chiama lei? Da dove chiama? Prima di tutto, io ho ascoltato il sindaco da Padova, da via Barozzi. La zona, ecco. Mi dica?
Ecco, zona San Camillo. Perfetto, grazie, prego. Mi conosce molto bene perché sono una rompiscatole. No, okay? Nessuno rompe, tranquilla, vostri diritti. Però sono sincera. Allora Sindaco, guardi, io sono molto sintetica con lei. Prima di tutto le ricordo di nuovo l'illuminazione dei campioni che sono ancora bruciati di via Gattamelata. Si ricordi di una cosa che dice un parcheggio anche del Riob, perciò ci sono macchine anche parcheggiate e perciò la strada ha bisogno di un'illuminazione molto più discreta, ok? Seconda cosa, l'illuminazione manca, abbiamo diciamo così una luce da morto e tra via Scaglione e via Procci. Proprio nella curva c'è un passaggio pedonale, il quale è già cancellato, ma è passaggio pedonale e avreste bisogno di una nuova segnaletica, di una nuova ristrutturazione di quel passaggio pedonale e anche dell'illuminazione un attimino più consistente, perché io già lì ho fatto un incidente e ho preso sotto il signore. Per fortuna non gli ho fatto niente di grave, ma ho avuto delle conseguenze. Bene, grazie signor Roberta. Poi c'è la famosa rotatoria dove c'è la chiesa di San Camillo che congiunge via Nazareth e via Scaglione. Purtroppo la rotatoria, lo so che non si può permettere di fare una rotatoria grande perché lo spazio è breve, però anche lì si sta cancellando tutto. Stamattina proprio ci siamo trovati in 3 impacciati, 2 donne al volante con la macchina, compresa io, e un signore. Perfetto. E tutti e 3 non sapevamo più chi dare la precedenza e come passare. Va bene che dicono che le donne al motore sono gioie e dolori, però capirà anche lei che è una rotatoria che ha bisogno di nuovo di essere fatta e di essere evidenziata in un'altra maniera. Chiedo a tutti. Poi vi dico un'altra cosa Roberta, ancora. io davvero. Signora Roberta, okay? Mi ha detto, signora Roberta mi ha detto che era sintetica. Sintetica è andata avanti per la sua strada. Che io prendevo sotto un ragazzo di una certa età col monopattino, perché hanno il cellulare oppure lo guardano e improvvisamente si buttano in mezzo alla strada. Per fortuna io correvo piano. Se io quel signore lì lo prendevo sotto, chi è che ce l'aveva in mezzo ai guai? Sempre io. Perfetto, se alziamo l'audio chiedo la regia perché la Roberta è stata. Ho bisogno di un patentino. Okay. Roberta, inquadrate un po', vediamo se riusciamo a farla smettere gentilmente. Strada, come se la strada fosse tutta sua. Signora Roberta, vale anche per le biciclette. Signora Roberta, nella pista ciclabile, ok? Va bene, abbassiamo l'audio. Mi sono trovata l'altra mattina. Abbassiamo l'audio, grazie, chiudiamo la telefonata. Signora Roberta, se lei è e anche i nostri telespettatori, lei nella premessa della telefonata aveva detto che era sintetica. Chiedo gentilmente a tutti di essere sintetici perché io capisco le problematiche, però il sindaco deve rispondere a tutti possibilmente nell'arco di questa trasmissione e quindi prego gentilmente ai cittadini di Padova e ai nostri telespettatori di essere davvero un po' più sintetici nel porre le domande al sindaco, perché abbiamo già un'altra telefonata. Sindaco, se può essere rapido nelle risposte. No, monopattini, sta intervenendo il governo per fare nuove nelle cose della strada, nuove disposizioni tipo casco, caschetto, piuttosto che illuminazione e via dicendo. Per quanto riguarda l'illuminazione abbiamo fatto tutta la cella, stiamo procedendo ulteriormente. Illuminare tutta Padova non è facile, però abbiamo delle risorse e sicuramente questa zona sarà è già attenzionata. La rotonda di San Camillo che diceva il signor Roberta? Non me lo ricordo la risposta, me l'aveva già chiesto un'altra volta il signor, però mi riscrivo. Bene, un'altra telefonata abbiamo. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, pronto. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, parla Massimo da Don Bosco. Massimo, le chiedo davvero un po' di sinteticità. Sì, subito. Grazie. Allora, io chiamo da via Polesine, dalle case dell'Ater, dove praticamente anche risiedono i Rom. Volevo dire al sindaco che praticamente io ho sentito la telefonata che ha ricevuto la settimana scorsa, ma non è vero che è un campo Rom, perché bisogna dire la verità, ha capito? È vero, è vero. Ecco, non è un campo Rom. Ho sbagliato io come e non è giusto, signor sindaco, perché si comportano molto meglio di tante persone che vivono qua da tanti anni e sporcano di più di quelli che praticamente sono i Rom. Questo glielo posso garantire io. Un'altra cosa, mi fa piacere sentire questo. Ecco, un'altra cosa le volevo dire, signor sindaco.
che praticamente quei poveri rom che hanno l'appartamento, lo sa che vivono in 10 su un appartamento di 60 metri quadri, hanno bambini piccoli perché ne è nato uno adesso, da una settimana, 10 giorni, va bene? E sono senza riscaldamento. Non è giusta una cosa del genere, non è neanche umana, non è neanche umano. Perfetto, è stato molto chiaro. Sindaco, se vuole rispondere perché la pubblicità. È vero che non è campo, ho sbagliato io l'altra volta, ho detto attenzione, ho sbagliato. Sono abitazioni date ancora dall'amministrazione precedente, ma senza far polemiche, non mi interessa. Sono perfettamente d'accordo. Infatti stiamo cercando di risolvere moltissimi problemi per quanto riguarda i rom. Con questo non sto dicendo che apprezzo il loro stile di vita, però c'è un rapporto umano, i bambini, ci mettiamo il massimo dell'attenzione. Le risorse sono sempre, io ho delle risorse non limitate, cerchiamo di fare il meglio per tutti quanti, rob compresi. Diceva che però il riscaldamento senza riscaldamento. Questo non lo so, francamente, se sono case popolari. Penso che il riscaldamento ci sia, francamente questo non lo so, se so esattamente... Avevo detto proprio che sono Alfredo, le chiedevo sono popolari o no quelle case lì perché non le conosco. Io penso siano case popolari, per cui mi sembra strano che non sia riscaldamento francamente, però questo non lo so, devo rispondere. Va bene, casomai eventualmente ci formeremo anche su questo, andiamo in pubblicità, vi ricordo i numeri. Però ha ragione, sinceramente ha ragione. Andiamo con i messaggi, scusate, eccolo qui, 345 334 1171 per mandare i messaggi, 049 80 77753 per le telefonate. Il sindaco risponde che @gruppotv7.com per l'email. Durante la settimana siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di iReporter, in pubblicità, poi tra poco ancora con il sindaco.